Ciao a tutti Piederoli, aspetta che metto pausa, ok. Quello che vi sto per proporre oggi è un video di Battle.net di Warcraft 3 Frozen Throne. Mi trovo ad affrontare un certo Club Storming, una roba del genere, che utilizza gli elfi. Per questo è un replay, quindi non giocherò in diretta, quindi lo sto solamente commentando dopo e niente. Tanto partiamo con le prime fasi, che sono quelle più lente, insomma. Allora, mi metto un attimo io, però tolgo la nebbia di guerra, così almeno vedo anche lui. Allora, praticamente lui parte molto easy, nel senso classica partenza con altare, un albero della guerra che fa arcieri e cacciatrici. Io faccio la solita partenza che faccio con gli elfi, ovvero lui mi è venuto a vedere la base. Andiamo avanti un po' più veloce. E sto ammassando praticamente ghoul, mi fanno legno intanto e dopo li utilizzo per andare a ammazzare i creep e mi sono fatto il mio eroino, il buon vecchio cavaliere della morte. Vado a fare subito creeping in modo tale da portare subito il mio eroe di livello, e qui lui mi viene subito a rompere le balle, diciamo, con il buon vecchio, come si chiamava già questo, cacciatore di demoni. Poi cerco di riuscire a finirmi il mio creeping nonostante lui mi viene a rompere le balle. Cerco di non farlo passare perché sennò mi potrebbe rubare i punti esperienza. Me li ha rubati? Vabbè, sì, un po' sì, vabbè. E adesso cerco di scappare via per non farmi ammazzare i miei gold, per non dargli ulteriori punti esperienza. Poi ci provo ma nulla. Qui sto rischiando che me lo secca. Sto facendo manovre evasive e tac, ce la faccio a fermarlo. Adesso mi dimentico un gol, poverino lì solo. Però riesco a farlo fugare. E poi mi metto qua. Mi piazzo lì, pang, per non farlo passare. E lui c'ha questa abilità che mi succhia il mano. Vediamo lui cosa sta facendo intanto. E lui sta facendo, comincia a fare, si vede per fare il creeping iniziale, comincia a fare le arciere. Adesso vado avanti un po' veloce. Mettere l'alberino a quello del negozietto. Potenziamento completato. 3 truppe sono sotto attacco. E io sono andato a vedere come sta la sua base, giusto per fare un po' di disturbo anch'io e vedere cosa stava truppando, insomma. Vado che fuggo. Via, Raus. Evocazione completata. Lui mi viene in base, io cerco di... adesso qui faccio una cappella, se ben ricordo. Perché lui adesso mi vuole tirare giù la base, cerco di accerchiarlo. Ci provo almeno. Solo questo era molto forte. Adesso mi punta subito l'eroe e io non me ne accorgo. No, riesco a scappare inizialmente. E mi prendo tutti i punti esperienza delle due tipo. Dopo lui è più veloce con quella cazzo di magia con 17 danni, mi ha fatto un seccato. Fanculo. Queste sono le sfighe mie della vita e i culi suoi della vita. Intanto ho fatto subito la mia tecnologia, così almeno posso già farmi i gargoyle. E con i primi due vado subito, cioè i primi due che sto per fare, vado subito a rompere le balle alla sua base, insomma. Qui lui adesso mette un po' di fuochi fatui un po' qui un po' là, che i fuochi fatui sono quelli che fanno legna degli elfi. Tanto vedete con questo posso volare, quindi io agisco liberamente intanto mi sono rifatto l'eroe e agisco liberamente nelle retrovie del mio avversario. Lui non può, la retrovia sempre che sto giocando Shogun. E lui non può fare tanto, quindi comincia a rompergli un po' le balle ai suoi lavoratori. Lui sembra che non se ne è neanche accorto e addirittura spreca il teletrasporto e comincia a fare le torrettine. Io raduno anche gli altri gargoyle che sto continuando a fare e cerco di fargli sprecare tempo e mana. E fuggo via. E quindi lo tengo un pochettino fermo, diciamo, perché lui adesso cerca di difendersi alle retrovie dando il tempo di costruire le sue torrette del cazzo. Qui riesco a fargli distruggere un'altra volta la cosa, via, e poi riesco a fuggire e salvarmi il gargoyle.
E intanto, come dicevo, sono qui che vado a fare il mio creeping, intanto che gli rompo le balle a lui. Sai che perdo un goal, no? Ma neanche. Cerca completata. Quindi mentre sto finendo creeping sicuro vado a ridirompere le balle. Però visto che lui sta qui, perché c'è una buona visuale Gargoyle, quindi vedi intanto. Lui lì che fa creep da solo con l'eroe. Intanto vado, penso che adesso, cioè vado avanti a sfruttare il fatto che lui sta in base e accumulo esperienza con gli eroi. Perché col fatto che lo sto tenendo qui, accumulo un po' di vantaggio eroe. Adesso faccio questo creeping qui che è quello più semplice, è un po' più semplice. E via, poi una volta finito il creeping vado qua a rompere le balle di nuovo. E cerco di beccargli sti lavoratori qua. Sti pochi fatti. Evocazione completata. E riesco anche a seccargliene un altro. Sono tutti comunque soldi perché Le spende. nostre truppe sono sotto attacco. E riesco comunque a salvarmi le truppe. Perché lui può muoversi solo via terra per adesso. Quindi non, io sono più agile di lui. E ne approfitta, giustamente. Qui voglio fare sto creeping qua, ma mi faccio seccare un sacco di gol. Cioè 2 o 3 gol mi secco per fare sto creeping del cazzo qui. Però è uno di quelli più buoni. Quindi il gioco vale la candela, direi. Comincia ad andare a fare creeping anche lui, giustamente. Riesco di farsi seccare la tipa. E tanto che me ne torno in base, cioè per racimolare un po' le idee. E intanto vado avanti a massarmi, faccio il potenziamento che dà ai goal più velocità e più frequenza di tiro. Continuo a fare azioni di disturbo. Gli infedeli hanno aperto E lui cosa una fa a sto breccia punto? Mi nelle viene in base. nostre- Le nostre truppe sono sotto attacco. Io adesso no, sono già in base. Cerco di farlo allontanare. Forse riesco a seccare anche qualcosa. No. Ha preso l'oggettino lui degli che hanno solo gli elfi di teletrasportare un'unità alla base. Evocazione E qui completata. lui vuole un po' recuperare un po' il tempo perso. Lui c'ha l'eroe a livello 3, beh. Lo recupera, ecco. E con il suo. Con questo è odioso degli elfi, perché ti intrappola le unità, le tiene ferme e non possono fare niente. Tranne usare le abilità, penso. Lui intanto sta fermo lì che non mi vuole far più muovere dalla base. Io vado avanti a truppare intanto come un assassino. Mi sono fatto la torrettina per prendere un po' di mana, un po' di vita. I dannati sono pronti. E lui va avanti a creepare, adesso fa i creep quelli più tosti. Il ritorno del dannato. Mi sono fatto un'ombretta giusto per riuscire a tenersi sotto controllo la situazione. Che vedo quando si avvicinano. Scusate. Evocazione completata. E adesso comincio a fare anche i draghi, mi sono fatto una struttura per fare i draghi. E lui adesso viene a rompere le balle qui in base. E vediamo come va adesso questo combattimento. E lui vede subito quello, non gli sembra vero, gli va subito a rompere i coglioni. E qui cerco di seccare subito, e quello se lo salva. Quella non se la salva. Cerco di seccargli anche questo orso. Però dopo rischio di andare in trappola. E adesso io mi sa che mi perdo un... Ricerca E completata. invece l'orso se ne va. E qui adesso c'è un po' di battaglia tra le nostre truppe. Adesso Potenziamento cerco di seccargli più unità da tiro che ha. Adesso cercavo anche di seccargli l'eroe, però lo salva. E ho perso un pochettino più io di lui, mi sa, sto giro. Fai vedere cosa è rimasto. Ma no, poi il cacchio. Ci sono rimasti 4 truppe in croce. E non avevo ancora fatto il drago. Adesso racimolo un po' le idee, rifaccio un po' di goal che mi servono per far legna e comunque contro quelle sono buoni, perché non avendo molta armatura, le driadi degli elfi, i goal avendo molta frequenza di tiro, perché molta frequenza sì di tiro, avendo il potenziamento loro, gli fanno una massa di danni e poi ti evitano che gli orsi ti fanno focus sull'eroe, che te lo tirano giù in 3 secondi.
Vado avanti a fare il creeping, questo è uno di quelli rossi, quelli più tosti, infatti adesso mi secco anche un goal, va bene, non era morto di nessuno. E quindi boom, è andato, pam, preso la runa che me li cura, che me l'ha lasciata il tipozzo gentilmente. E anche lui è andato invece al mercatino dell'usato a fare compere. Io vado avanti a fare creeping, intanto cerco di recuperare un po' di margine, di esperienza, perché gli eroi qui sono tutto, chi ha il vantaggio degli eroi di solito vince, non che proprio in casi particolari. E qui cominciamo, diciamo, qui gli riesco a seccare l'eroe, qui lascia queste truppe un po' lì a se stesse, e ne approfitto che mi faccio esperienza e lo indebolisco ulteriormente. Ricerca completata. Tanto qui cerco mi compro sta per esaurirsi. una pozione dell'invulnerabilità per il mio eroe principale, perché se mi muore quello sono letteralmente nella cacca. E adesso cerchiamo di chiudere la partita, perché tanto sono in vantaggio, cioè vinco tranquillamente. Adesso lui è tirato dalla mia trappola, io cerco di riuscire a bollarlo. E dopo sto combattimentone batto in ritirato e mi curo le truppe. Praticamente non ho quasi perso niente, mi sa. Mi metto qua perché voglio salvarmi il drago. Adesso con questo mi curo sia mana che vita delle truppe degli eroi. E poi adesso appena posso dovrei riuscire ad arrivare e pum, mi curo il drago e ripasso l'attacco per il pezzo finale. Cioè proprio sarebbe, poi lui non ha quasi più niente, ha radunato qualche sfigata qua e là. E quindi non può niente, perché cioè, le sue truppe sono tutte deboli alle mie unità. Continua a teletrasportarsi le unità con quelle oggettini del cazzo. Tanto non serve molto, lì sono, quindi li teletrasporto poi alla base. Mi salvo anche il goal dalla prima, bastardo. Riesce a seccarmi un goal. E qui lui penso che lasci, mi dice GG e va via. Dai, spero che la partita sia stata di vostro gradimento. Commentate, chiedete, fate, cioè, siate partecipi. E niente, quindi ci vediamo alla prossima. Ho voluto caricare questa partita qui perché era un po' che non caricavo, diciamo, partite di Battle.net. Capito sempre contro gli elfi, non ci posso fare niente. Vorrei mettere anche altre partite, una con orchi, una con non morti. Prima o poi continuerò a giocare, qualcosa belli beccherò. Adesso voglio riprendere un po' a giocare perché è molto bello questo come gioco, secondo me è fatto molto bene a livello di strategia. Per cui vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Ciao a tutti piederoli.